tra gli ospiti di questa serata, amici di Lisa, e abbiamo un giornalista e autore televisivo, Stefano Di Capua. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Stefano, volevo chiederti, in virtù di questo periodo così particolare, una tua considerazione, visto che ci troviamo qui in un evento per quanto riguarda il mondo degli eventi. Guarda, finalmente torniamo a festeggiare dopo il periodo di emergenza sanitaria, che però ricordo non è ancora finito. Questo è importante ricordarlo. Certo, rispettando le regole, ci ritroviamo tutti insieme per il battesimo di Brian. Io sono qui per documentarlo e per rilevarlo poi a livello nazionale. Vedrete degli articoli su delle riviste nazionali. Purtroppo i palinsesti televisivi ormai sono quasi tutti conclusi, quindi non so se avremo uno spazietto anche in televisione, ma ci stiamo lavorando. Eh sì, perché poi proprio questo evento sentivo un po' chiacchiericcio, cioè questo evento si doveva fare, poi dopo è stato rimandato giustamente per le problematiche che ci sono state, ma che cosa poi ne è nato, ne è venuto fuori? Questo ricevimento non sa da fare, se vogliamo citare I Promessi Sposi. Sì, Anna è molto contenta, siamo riusciti a portare a compimento questo evento. Guarda, è un piacere stare tutti insieme e sicuramente avremo la possibilità quest'anno di fare tante cose che bollono in pentola. Ma in televisione che cosa succederà? Cioè i programmi, perché poi sai, sentivo in questo periodo di lockdown nelle dirette Instagram dove diversi presentatori, diversi cantanti raccontavano le proprie esperienze e dicevano che forse qualcosa poteva cambiare anche in virtù di una realizzazione di un programma televisivo. Guarda, i palinsesti sono notevolmente cambiati, perché il Grande Fratello NIP di Barbara D'Urso doveva essere in onda ad aprile, è saltato e salterà anche nel periodo autunnale, perché ci sarà prima il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini, dopodiché si procederà con l'Isola dei Famosi e poi si ritornerà al Grande Fratello di Barbara D'Urso. Molti conduttori abbandoneranno la guida di alcuni programmi storici, vedremo dei cambiamenti per la nuova stagione televisiva. Io ti ringrazio per questa intervista, Stefano Di Capua, grazie per essere stato qua con StreetNews.it. Grazie a te, un saluto a tutti voi, buona serata.